Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati, buon 2024, siamo subito pronti con grande energia a trattare e vedere nuove partite. La partita che vi propongo quest'oggi è tratta da una partita direi storica, una partita in cui Magnus Carlsen con 17 anni iniziava a far parlare tanto di sé. Chiaramente la partita che vi propongo è una partita molto particolare perché di fronte a lui ha un campione del mondo, un ex campione del mondo quale Anatoly Karpov. Magnus Carlsen, essendo una partita blitz, aveva un elo inestimabile. Adesso attualmente credo che abbia 2850 punti, forse qualcosa del genere, però nel 2008 ne aveva ben 2770, quindi anche dal punto di vista blitz iniziava a essere uno dei giocatori più quotati a livello internazionale. Dunque, Magnus Carlsen con il bianco si gioca a Mosca al campionato, se non erro, campionato mondiale Blitz o campionato, un torneo fortissimo lì a Mosca, dovrebbe essere il campionato mondiale. Contro di lui Anatoly Karpov, ex campione mondiale, che decide di giocare a cavallo F6. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Quindi C4, pedone 6 e fino a qui tutto normale. Questa è una delle posizioni più frequenti quando il bianco inizia alla sua prima mossa a giocare il pedone di donna. Cavallo F3 sulla scacchiera, cercando di evitare rientri magari nella nimzo indiana. Il dettaglio è che giocando a cavallo C3 mi giochi da nero la nimzo indiana, se ti gioco prima cavallo F3 non ti do questa possibilità perché quando mi giocherai alfiere B4 rientreremo in un'altra apertura, probabilmente nella bogo indiana. Pedone B6, pedone G3 e dunque subito duello teorico. Il bianco vuole impostare il solito schema, dico solito schema perché è uno schema abbastanza diffuso e soprattutto ultimamente, ossia il sistema catalano. L'alfiere si propone l'infianchetto, arroccheremo corto, con calma cercheremo di spingere un pedone in E4 per avere il controllo totale del centro e quindi il nero contro questo piano che è molto facile da realizzare deve cercare di creare qualcosa di incisivo per ritardare la creazione del piano di cui parlavo prima. Alfiere 6 è un buon modo per creare problemi. Ti attacco subito un pedone che dovrà essere difeso e quando tu lo difendi con pedone B3, che è la mossa della partita, arriverà un alfiere B4 scacco che chiaramente impedisce una possibile difesa con cavallo C3. Per quale motivo? Ovviamente al giocatore meno esperto poteva sfuggire il dettaglio di aver provocato la spinta del pedone B. La partita continua, tu mi dai scacco da nero, io mi difendo con l'alfiere e dunque dopo alfiere 7, cavallo C3. Il bianco ha conseguito, o meglio, è riuscito a creare questa posizione dove si prepara alla tipica spinta in E4 e quindi anche in questa occasione il nero deve fare qualcosa di concreto per non permettere la realizzazione di E4. Immaginiamo che il nero arrocchi, il bianco spinge in E4, è chiaro che l'alfiere andrà prima o poi in fianchetto, però il grande problema del nero è che il bianco si prepara a giocare ulteriormente per la conquista di spazio. Se il bianco gioca 5, il bianco è chiaro che sta meglio. E allora il nero decide, tornando alla partita, di giocare alla settima mossa pedone D5, attacco due volte questo pedone C4, il bianco cattura, Karpov riprende di cavallo, E4 conquista spazio, da lontano i due alfieri si guardano, l'alfiere bianco vuole cambiare quello nero per poi giocare, così come è avvenuto in partita, una sorta di arrocco da parte di arrocco corto. In che modo? Giocando questa manovra. Quindi il re si è spostato in F1, dunque in G2, creando quello che poi scacchisticamente prende il nome di arrocco artificiale. Alfiere B4 ti attacca un pezzo non difeso, cavallo B5 ti attacco il pedone C7. Solitamente, questo è un consiglio sempre valido se in apertura riuscite a portare un alfiere in C4 oppure un alfiere in F4, come in questo caso, cercate di coordinarlo con i cavalli, perché i cavalli quando saltano hanno il sostegno, l'appoggio dell'alfiere e possono creare dei fastidi. Pedona 6, Karpov non crede che la cattura in C7 sia un problema, perché considera che quando il cavallo cattura il pedone, dopo torre a 7, questo cavallo venga intrappolato. Carlsen, anche lui da parte sua,
considera che Karpov non abbia analizzato correttamente e quindi entra verso questo seguito. Cattura in C7, ti attacco la torre va via, pedone A3, ti attacco l'alfiere che quando si ritira permette D5. Qual è l'idea? L'idea tipica, e questo è un consiglio per tutti, è cercare di ottenere quanto prima una situazione dove ci siano due pezzi leggeri per una torre. A grandi linee i due pezzi leggeri sono superiori a una torre, soprattutto in medio gioco, e quindi quando lui diciamo che cattura qui, l'idea non è quella di catturare immediatamente, potrei anche catturare subito, ma l'idea potrebbe essere questa. Quindi una forchetta sostenuta dall'alfiere che permetterebbe appunto il miglioramento dei pezzi bianchi nella metà scacchiera avversaria. Tornando dunque alla partita, dopo D5, cavallo, o meglio, ok, D5, cavallo per E4, da parte di Karpov, controllo, catturo un pedone, mi zampo un pedone centrale per poi controllare, eccolo qui, per poi controllare la casa di 6. Pedone per E6 sulla scacchiera, ovviamente qui il pericolo qual è? Il pericolo è che sulla cattura in E6 possa rientrare il cavallo creando possibili doppi, possibili minacce. Pedone G5 attaccando l'alfiere e il cavallo torna indietro. Il parziale dice, ok, il bianco è andato in avanti, il bianco ha catturato pedoni, il bianco adesso ha scoperto, o meglio scoperchiato, forse questo è il termine più adatto, l'arrocco avversario. Pedone per F4, primo sacrificio di pezzo. Intermedia, ti attacco il cavallo, ma porto un pezzo che in futuro potrebbe essere protagonista dell'arrocco, dell'attacco contro l'arrocco avversario. Cavallo torna indietro, pedone per F7, re per F7, e adesso ci fermiamo, facciamo un respiro e analizziamo la posizione che abbiamo di fronte. È ovvio, potrebbe saltare all'occhio che i due re hanno una facilità di difesa, in particolar modo quello del bianco, quindi tra i due re quello del bianco sicuramente sta meglio perché è circondato dai suoi soldatini, dai suoi pedoncini dell'arrocco, mentre il re del nero è sicuramente scoperto. Il fatto che il nero abbia un pezzo in più potrebbe creare dei problemi, perché se il bianco sbaglia l'attacco, crea una semplificazione in più, chiaramente potrebbe essere un punto di non ritorno. E allora qui Karsene decide di mettere subito sotto pressione Anatoly Karpov. Cavallo scacco, il re si sposta, ritorna in E8 pronto per la prossima partita, non ci sarà bisogno di rimettere, qualora la partita termini, i pezzi a posto perché il re si trova nella posizione giusta per la prossima partita. Scherzi a parte, ironia a parte, il re N8 era fondamentale per difendere l'alfiere. Adesso cavallo per F6, scacco, ti obbligo a riprendere con la torre. La donna entra sul fianco, quindi dal fianco crea nuove minacce, scacco di nuovo, e quando il re si sposta, chiaramente non posso andare qui perché corro il rischio di subire nuovi attacchi. Cavallo per H7 è una mossa di per sé molto fastidiosa e tra poco arriveranno anche le torri. È chiaro che il cavallo in H7 crea anche il doppio, il re del nero continua a essere scoperto, cavallo per F6 nell'aria, non è una posizione giocabile, accettabile. Direi anche che cavallo E6 merita attenzione. Tutte le mosse che danno scacco meritano attenzione ogni volta che abbiamo la sensazione di attaccare. La partita dunque è continuata in questo modo. Donna H5 scacco, il re si sposta, il re cerca una via di fuga, la torre lo insegue, la torre difende, cambio delle torri e a questo punto donna F7. Se il re andasse in C6, la torre è pronto lì a placcarlo. Proviamo a vedere qualche variante, magari il re si sposta qui, io ti do scacco, il re si sposta, interviene la donna e a questo punto lo scaccomatto è a seguire. Il re si trova al bordo della scacchiera e la donna davanti a lui, tra virgolette, lo chiude per dargli il matto. Tornando quindi in partita, la tattica finale è la seguente: torre per, alfiere per, scacco di donna, l'alfiere difende, la torre da scacco e a questo punto Anatoly Karpov decide di arrendersi. Nonostante sia una partita con poco tempo, partita blitz, vuol dire che entrambi i giocatori avevano 5 minuti sull'orologio, è una partita notevolmente tattica. Rivediamola: D4 cavallo F6, C4 E6, cavallo F3, dettaglio per evitare la indiana, e dopo B6, G3, per poi continuare verso questo percorso. In questo tipo di posizioni il bianco non mette da parte l'idea di fare 4, ma la posticipa, e quindi il nero decide di impedirlo in questo modo,
creando poi al bianco la possibilità di creare, quindi gioco di parole, la rocca artificiale. La partita quindi si decide qua, dove il bianco salta in avanti e crea un piccolo bluff perché dice ok, io ti voglio attaccare C7 e vediamo se tu vuoi difenderlo. Karpov non ci crede in questo attacco, ma Carsten sì, e quindi catturato il pedone, decide di prendere iniziativa attraverso la spinta di D5 per poi ritrovarsi in questa posizione particolarmente offensiva. Cavallo torna indietro, pedone attacca in F7 e quel re costretto a catturare diventa quindi scoperto, cavallo G5, il re torna indietro e a questo punto entrano tutti i pezzi. La domanda potrebbe essere quando Carsten era certo che l'attacco funzionasse. Magari quando ha giocato cavallo per C7 già immaginava questa posizione? Probabilmente vi dico che sì, perché diciamo che il sacrificio del pezzo dobbiamo giustificarlo e quindi se non abbiamo delle idee dietro, chiaramente sarebbe tutto molto difficile. Spero che questa partita vi sia piaciuta, molto interessante. Ci vediamo nuovamente qui su Matto Scacco, seguite i social di Matto Scacco e a prestissimo. Ciao!